Hai acquistato casa o un locale dove aprire la tua nuova attività commerciale e ti sei trovato l'impianto d'allarme esistente? Ecco che cosa dovresti fare. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo nella prefazione, in questo video vorrei parlare dei tanti casi in cui il cliente, potresti benissimo essere tu, ha appena acquistato casa, entra nella casa nuova o nella nuova attività, nei locali dove aprirà o ha acquistato un'attività già aperta e trova un impianto di allarme esistente o di videosorveglianza. Ecco qualche consiglio sul come comportarti in casi come questo. Innanzitutto, dal mio punto di vista, devi contattare l'installatore, ovvero chi ha realizzato quell'impianto. Nessuno meglio di lui potrà farti assistenza in quell'impianto e darti tutti i chiarimenti di cui hai bisogno. Se questa persona non è più disponibile per qualsiasi ragione, potresti contattare un altro installatore che utilizza quella stessa marca. Attenzione, perché questa cosa della marca è parecchio importante. Se vuoi un'assistenza ad hoc, infatti, l'installatore deve conoscere bene il marchio. In alternativa, in genere, il produttore ha nel proprio sito, il produttore delle apparecchiature ha nel proprio sito un elenco di installatori autorizzati, divisi per zona, per provincia, per regione, quindi contatta uno di questi, quello più vicino a te, oppure contatta direttamente il produttore delle apparecchiature. Sarà ben felice di consigliarti un nominativo. Fatti spiegare bene dall'installatore come è configurato l'impianto, come è stato progettato, come è stato programmato, qual è il livello di sicurezza che garantisce. Potrebbe anche essere necessario dover modificare la programmazione, perché magari le configurazioni fatte per l'inquilino precedente potrebbero non assecondare appieno le tue esigenze. Fai fare una buona manutenzione, il cambio delle batterie. Se c'è un'apparecchiatura GSM, potrebbe essere necessario cambiare la SIM banalmente di quel GSM, potrebbe essere necessario configurare i parametri di rete del tuo nuovo router se hai cambiato linea telefonica, se hai cambiato operatore banalmente. In genere le operazioni di manutenzione prevedono anche l'aggiornamento firmware di tutte le apparecchiature, le centrali, le tastiere, le schede di espansione. Potrebbe essere necessario appunto aggiornare tutte queste apparecchiature e in questo l'installatore ti verrà sicuramente incontro. È naturale che potrebbe anche essere necessario, a seconda delle tue esigenze, implementare qualche nuovo dispositivo in quell'impianto. Quindi fatti spiegare bene lo stato dell'arte in cui si trova quell'impianto. Come dicevo poc'anzi, fatti spiegare il livello di sicurezza che quell'impianto raggiunge e valutate assieme all'installatore le eventuali modifiche da apportare. Spero di averti dato uno spunto utile anche in questo breve video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!